Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Ciao Andrea, te la linea. Grazie Francesco, siamo qui alla vigilia di Pasqua, parleremo di Van Dyck perché è una mostra che sta avendo un enorme successo a Genova. Van Dyck rappresenta la vetta dell'arte seicentesca con certe caratteristiche che adesso cerchiamo di spiegare. Poi naturalmente le ultime strenne pasquali. Ho 4 libri da proporvi, usciti abbastanza recentemente, che possono soddisfare i palati di cari amici e parenti che aspettano magari già da Natale una bella strenna, senza però per voi farvi spendere troppo, vista la contingenza che tutti sappiamo, che tutti conosciamo. Nella seconda parte vorrei fare anche delle riflessioni che talvolta faccio, partendo sempre da elementi culturali, su argomenti che possono apparire anche politici o di legame fra sport e politica. Ma mi sembra doveroso, in questo passaggio abbiamo detto tormentato del mondo italiano e padano, cercare di capire meglio effettivamente che cosa sta succedendo dietro le quinte. Quindi la riflessione va anche nei confronti di questa disgrazia che è capitata alla nazionale di calcio, di non riuscire più per la terza volta ad entrare nel circo Barnum della grande mondiali, di quello che viene ritenuto il vertice assoluto dello sport di tutti i tempi, di tutti i paesi nel mondo, rappresentato da quella che una volta volgarmente veniva chiamata Coppa Rimè. Ma la riflessione va ovviamente su una dimensione che è metapolitica, culturale, di riflessione anche un pochino spirituale. Questo è nella seconda parte. Intanto però sono venuti a mancare negli ultimi 2 giorni personaggi del mondo del giornalismo, 2 personaggi in particolare del mondo del giornalismo che veramente sono stati dei grandi, perché hanno espresso, ciascuno nella propria maniera, a seconda della propria formazione e educazione, hanno espresso delle valutazioni del mondo che sicuramente poi tradotte sulla carta, anche come scrittore, la persona più anziana di cui adesso vi parlo, appaiono epocali. Parliamo di Vittorio Messori, giornalista e scrittore di formazione cattolica, famoso soprattutto per Ipotesi su Gesù, che è stato un bestseller da mille in Italia, soltanto 200-300 mila copie, ma poi è stato tradotto anche in tutto il mondo. E poi l'altro Messori è morto a 85 anni, l'altro grande è sicuramente Bobo Arditi. Bobo Arditi ci ha lasciati davvero inopinatamente, perché a soli 60 anni è stato un infarto a portarselo via nella dimensione dell'altrove. Allora, appunto, una riflessione innanzitutto, partiamo per ordine cronologico del passaggio a miglior vita da Bobo Arditi. Bobo Arditi era nato a Lodi 60 anni fa e aveva frequentato la grande Università Bocconi di Milano, ma si era subito distinto per il fatto che, più che agli aspetti strettamente economici, che comunque conosceva alla grande, economico-finanziari, la sua passione era la mediazione e la comunicazione a livello informativo ed eventualmente formativo a sfondo giornalistico. E divenne infatti il capo ufficio stampa da giovanissimo, niente po' di meno di Giovanni Spadolini, un monumento vero e proprio della storia italiana, all'interno appunto del Partito Repubblicano, che adesso esiste ancora, sappiatelo, a titolo di cronaca, esiste ancora il PRI, Partito Repubblicano Italiano, ovviamente è ridotto a numeri risibili. Allora era ancora un partito consistente e il ruolo, la funzione di Arditi fu quella appunto di portare una voce giovane in grado appunto di colloquiare con erano anni 80, 90, fine Novecento,
in una situazione convulsa dal punto di vista proprio del passaggio tra prima e seconda Repubblica. Dopodiché Arditi è stato protagonista sempre, collaborando alla RAI, dietro Vespa e porta a porta c'era lui nel congegnare alcune situazioni eccetera. È stato un grande protagonista anche a RTL, e quindi sicuramente un collega di altissimo valore in ambito radiofonico, e poi ha anche diretto Il Tempo per 2 anni. Qualche anno fa per 2 anni riuscì a dirigere Il Tempo. Chiaro che la collocazione di orizzonte ideografico, uso la parola ideografico e non ideologico, è quello della destra, di un centrodestra di qualità. Pensate una volta al Partito Repubblicano, e non sto a recitare Ugo e Giorgio La Malfa, padre e figlio, che sicuramente erano delle voci, come si dice, clamantes nel deserto, cioè sapevano portare delle soluzioni che altri non potevano, soprattutto in ambito economico-strutturale. Naturalmente tutto questo prezioso patrimonio venne portato avanti anche nella seconda Repubblica da parte di Bobo. Bobo Arditi era un personaggio sicuramente di grossa facoltà anche di loquacità, ma soprattutto di facoltà oratoria, nel riuscire a far capire e intendere, e l'abbiamo visto in tantissime presenze televisive, anche con eleganza, perché questo era il suo tratto distintivo, di far intendere appunto i problemi o economici o economico-politici più importanti di ogni passaggio, dalla fine del Novecento fino appunto a qualche anno fa. Ultimamente non appariva più, evidentemente già c'erano segni premonitori di qualcosa che non andava nella struttura corporea del povero Bobo. E dopo appunto questa notizia che ci ha lasciato, avete sentito anche Roberto Poletti ieri nella sua trasmissione televisiva, Mediaset, quanto si è addolorato per la scomparsa di chi evidentemente portava avanti una visione interessante, stimolante. Non è il nostro modo di vedere esattamente la politica o le questioni contingenti, ma sicuramente non lontanissimo, e in ogni caso con questa arguzia, questa continua voglia di approfondire, di capire il retroscena che stavano dietro le grandi notizie dell'economia e della globalizzazione. Quindi, ma sicuramente anche se la sua fama non era paragonabile magari a delle stelle assolute del firmamento, l'avrete potuto ammirare, sentire numerose volte. Quindi è stata una perdita molto triste. Vittorio Messori è morto a un'altra età, è morto a 85 anni. Dopo aver lasciato un mare di carta, si potrebbe dire, avendo collaborato ai principali giornali, alle principali riviste di stampo cattolico, forte, chiara, quasi prepotente, in senso buono, la sua voce che cercava di spiegare come le radici non si possano abbandonare, le radici del vero cristianesimo. Vittorio Messori da questo punto di vista è un maestro, perché ha capito una cosa importante. E da una parte bisogna diffidare del cattobuonismo, di una visione troppo post-conciliare, insomma, per capirsi alla Bergoglio, perché evidentemente ci porta ad un abbraccio assolutamente masochistico nei confronti del mondo intero, ma dall'altra parte non si può neanche esagerare nel difendere la tradizione. Se vogliamo, io come sapete facevo parte della gioventù liberale prima di diventare leghista, però insomma è chiaro che ho ricevuto anch'io una forte formazione cristiana ed è rispetto al cristianesimo l'esatta mia visione. Ma quel libro, Ipotesi su Gesù, che è stato un successo mondiale, è stato l'ultimo canto del cigno sul vero valore della figura del Cristo. Dopodiché nebbia, buio, tunnel, davvero tristissimo, perché l'abbiamo detto già 100 volte, la figura del Salvatore si è opacizzata,
come se diciamo, i nostri occhi non lo vedessero più nitidamente. Si è opacizzata, è stata abusata e strumentalizzata da ideologie e ideografie soprattutto diverse da quelle che potevano essere e possono essere insomma di centrodestra in senso lato, ma poi soprattutto diciamo è stato privato di quell'essenza assolutamente unica e inimitabile che proprio Vittorio Messori ci spiegava nei suoi articoli. Ipotesi su Gesù è diciamo la conferma dal suo punto di vista che non solo Gesù è esistito, ma che Gesù è stato colui che ha cambiato la storia. Ha cambiato la storia non per creare un mondo di tutti uguali e tutti poveri, come vorrebbe far credere o vorrebbe inconsciamente insomma un certo tipo di intelligenza di sinistra, ma per creare un mondo di liberi e di potenzialmente uguali in partenza, per poter collaborare anche, certo, fra etnie diverse, ma non in modo che un'etnia sovrasti l'altra, ma che ci sia un effettivo rispetto, cioè una riguarda l'altra. E questo sono parole, questo assunto si poteva desumere proprio da tutti gli interventi giornalistici. Voglio citare la collaborazione al Timone, ma poi in realtà lui ha collaborato anche a testate sicuramente più da un punto di vista di sinistra aperte, come Avvenire. Aperte è sempre quella parola scivolosa che poi ci butta nel mare dell'ambiguità. Ecco, è evidente che Messori difendeva, era nato a Modena, a Sassuolo, città che ha dato in Natale a tantissimi personaggi illustri di ogni genere e di ogni tipo, da cantanti per arrivare a pittori e appunto a giornalisti e scrittori, ma si era poi trasferito a Torino. E Messori incarnava proprio una visione di cattolicesimo che comunque rimaneva a sfondo liberale, ma acquisiva certamente come dire, strumenti e metodi tipici anche di una certa tradizione. Quindi in un certo senso Ipotesi su Gesù è l'ultimo libro che vuole salvare il salvabile, ecco, tra anni 80 e 90, per l'eco poi che ha avuto anche la riscrizione e l'ampliamento nel corso del tempo, e quindi ancora oggi volendolo si può ritrovare. Io l'avevo comprato in edizioni 6, l'edizione 6 di Torino, ma so che è uscito anche in altre edizioni, potete andare in biblioteca e chiederlo. Ipotesi su Gesù, che non è un libro paragonabile ai libri scritti su Gesù, per esempio, da Corrado Augias, che vuole smontare completamente la figura, praticamente facendoci intendere, secondo lui, che sarebbe soltanto così un portavoce del nulla, la figura del Cristo. Ma io non sto qui, io sto cercando semplicemente di fare la biografia di un uomo che è passato a miglior vita il venerdì santo, quasi insomma la sua vocazione fosse quella insomma di sottolineare l'importanza proprio nel mondo, una vocazione mondiale, di sottolineare la figura del Cristo e il ruolo soprattutto che ha avuto di Salvator Mundi, no? Ma qui si cerca di capire come, perché l'obiettivo quando ci sono dei necrologi, quello che io chiamo obituario, è quello di capire la collocazione all'interno del panorama, all'interno della galassia giornalistica, scrittoriale, culturale che ha avuto un certo personaggio. Questo valga per Bobo Arditi, che era di formazione laica e comunque di apprezzabile qualità sia per cultura che per obiettivi, e valga anche ovviamente per l'altro morto illustre che abbiamo detto essere Vittorio Messori. Certo, lui lascia a Vittorio un'eredità enorme che in parte è esercitata da personaggi che abbiamo anche intervistato in questa radio, che possono avere una formazione cristiana ma sono attenti appunto a valorizzare aspetti che invece un altro tipo di intellettuale, che sicuramente non condurrà mai viva Dio, non condurrà mai da queste onde, vuole impostare in maniera radicalmente diversa. Quindi questo deve essere chiaro, nel senso che noi siamo qui a valorizzare chi ha dato
secondo certe qualità proprie e talenti che aveva, ma anche lungo una linea che va valutata a seconda proprio del peso che ha avuto all'interno del dibattito culturale. Il peso esercitato da Vittorio Messori è stato enorme, anche rispetto a un mondo laico che ha sempre guardato diciamo, con l'esercizio scrittorio a base cristiana, a base religiosa, come diciamo, una fonte di ispirazione, non dico farlocca, no, ma in qualche modo coartata da un'emotività eccessiva. Poi è tutto da valutare ed è tutto da rivedere, ma se rileggete o leggete Ipotesi di Gesù vi accorgete anche che lui era mosso da un'indagine molto razionale. Allora, vogliamo parlare un po' d'arte? Risolleviamoci da queste tombe, da questi sepolcri e andiamo un passettino, naturalmente, per chi abita al nord, per chi invece ci sente da Roma o dal sud è un po' più lunga la strada, ma Genova per noi, ricorderete la famosa canzone. Allora Genova, a Palazzo Ducale, è iniziata e andrà avanti per qualche mese la mostra su Anton van Dyck. Chi era Anton van Dyck? È stato uno dei più grandi scrittori fiamminghi di Anversa. Lui viaggiò per tutta Europa, fu un periodo in cui anche raggiunse l'Italia e siccome la sua qualità principale era quella di ritrarre le persone, è famosissimo come ritrattista, persone di ogni ceto, ma insomma tendenzialmente tra il borghese e l'aristocratica del tempo, che siamo all'inizio del Seicento chiaramente, quindi con una caratteristica di attitudine, di uso del denaro o di comportamento professionale che è tipico della società di allora. Io penso a 3 personaggi chiave della storia dell'arte in Europa. Sono 3 personaggi di una certa importanza come formazione, ma anche come ruolo all'interno di ogni nazione. Tanto chiedo la conferma a Francesco, si sente sempre bene? Pronto? Ecco, perfetto. Allora, Velázquez, Caravaggio e Van Dyck. 3 perle assolute. Velázquez era nato a Siviglia, poi diciamo ha vissuto a Madrid, comunque siamo nel contesto fondamentalmente ispano-castigliano, un contesto fatto di tradizione propria, ma anche di forte colloquio col resto dell'Europa, anche attraverso fattori che legati al re e all'impero. Velázquez ha un'impostazione del colore e della luce che è tutta spagnola, tendenzialmente ombroso, ci sono dei fondi molto scuri, ci sono delle figure piccole che sembrano dilatarsi nel modo con cui li accompagniamo con la vista dentro un tunnel o una camera oscura, no? Una sorta di Wunderkammer che egli seppe ritrarre in maniera magistrale. Velázquez è l'apice assoluto di questa hispanidad, di questa ricerca, diciamo così, nel profondo, che stava esercitando nello stesso tempo o eventualmente anche leggermente prima, perché siamo nella seconda metà del Cinquecento, un certo il Greco. Ma il Greco, tutte queste opere di Velázquez il Greco sono visitabili nei musei di Madrid, ovviamente il Prado, a Toledo, ma anche in moltissimi musei europei. Ma il Greco era di origine greca e, come sapete, le figure filiformi, no? Poi riprese addirittura da grandi pittori contemporanei come Modigliani, avevano un'impostazione diversa da quella classica. Velázquez rimane classico nella forma, ma assolutamente inedito nel gioco fra luci e ombre. Simile discorso Caravaggio, è il nostro orgoglio lombardo, padano e italiano, Caravaggio, che andò comunque a morire
a Porto Ercole dopo una vita travagliata, estremamente travagliata. Caravaggio, prendendo a spunto elementi più religiosi rispetto a Velázquez, adesso arrivo a Van Dyck, abbiate solo pazienza. Quindi Caravaggio, riuscì a intendere come il gioco di luci e ombre fosse decisivo all'interno della dinamica pittorica, creando già i presupposti, attenzione, mi rivolgo qui anche idealmente al grande collega che tutti conoscete, protagonista appunto della trasmissione Cinema e Arte, che insomma ci dà istruzioni da questo punto di vista del cinema moderno. E infine abbiamo Van Dyck. Van Dyck riprende alcune grandissime intuizioni dei rinascimentali italiani, penso soprattutto a Correggio. Questo perché evidentemente lui era a conoscenza di alcune fonti, sia per traffici interni, sia per il viaggio che poi aveva fatto appunto in Italia. Non è vero, e questo è molto interessante per la storia dell'arte, non è vero che c'è una frattura fra manierismo barocco da una parte e rinascimento dall'altra. C'è il recupero paradossale di alcuni spunti rinascimentali di fine 400 inizio 500 che sono tra l'altro tipici del nord Italia. Il Correggio era di Parma e quindi per esempio tutto l'incarnato del viso di Van Dyck, tenuto conto e lo vedrete se andate a Genova Palazzo Ducale, poi naturalmente vi partite da Google, vedete gli orari, adesso non sto a fare la lista della spesa, però lui aveva ripreso proprio quella guancia rosata che era tipica del Correggio e l'aveva ripresa in una tonalità però più nordica, leggermente più nordica, che non era più scura. Lo scuro, ricordate il film Io chiaro e lo scuro, ecco, lo scuro era il Velázquez, lo spagnolo. Lui rimane su sfondo leggermente più chiaro, ma siccome era un ritrattista, a lui importava poco il paesaggio o l'ambiente che circondava il personaggio, interessava soprattutto il personaggio dal punto di vista fisionomico. E qui noi sappiamo che tutta la cultura anche scientifica di fisionomia è valsa tantissimo nella storia dell'arte europea, perché appunto ha generato alcune scelte, alcune decisioni di questi grandissimi pittori. Ora Van Dyck scende in Italia, recupera anche una parte del Rinascimento italiano, ma si accorge che i tempi sono cambiati e quindi va riadattato il gusto anche a una specie di pre-barocco. Il pre-barocco è dato dai vestiti soprattutto che vestono questi personaggi di Van Dyck, che sono abbastanza ricchi, senza esagerare, ma sicuramente giocano molto sul contrasto coloristico, con effetti di verde e di ocra assolutamente unici e originali. Van Dyck batte tutti i grandi fiamminchi, secondo me batte Rubens e prepara poi naturalmente quella che è l'evoluzione tipica settecentesca, soprattutto dei grandi pittori olandesi. Ma voi sapete che le Fiandre tra Belgio e Olanda sono un unicum dal punto di vista culturale, identitario, eccetera, eccetera. Quindi tutto questo per dirvi perché merita davvero andare a Palazzo Ducale di Genova. Io ho finito la prima parte, break, la parola a Francesco. A dopo. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Eccoci Andrea, di nuovo a te la linea. Grazie. Ecco, allora facciamo una cosa, prima le bibliostrenne e poi quella riflessione, non abbandonatemi, non ingurgitate il pranzo prima che io vi illustri la mia posizione
partendo dalla cultura sempre, non per supponenza o spocchia, ma perché quella è la mia specializzazione, anche rispetto a tematiche comunicative o sportive. Ma adesso ci arriviamo. Per quanto riguarda i libri STEM, intanto vi ricordo un ospite che è stato delle nostre trasmissioni, Simon Perron, valdostano, Sguardi nell'abisso, Apocalissi, gender e virtualità nell'età del nichilismo. Ne avevamo già parlato e presto ne riparleremo con lui come ospite. Edizioni Passaggio al Bosco è un libro secondo me fondamentale per capire l'umore di una certa cultura di destra contemporanea. Sguardi nell'abisso, Simon Perron. Poi vi cito un libro di storia che è scritto da Michele Graziano, Federico II, Il potere e il sapere universale nella Palermo imperiale, l'editrice Re Bryant. È un libro che ci racconta tutta la verità su un personaggio che rimane centrale nella storia anche dell'Italia, anche del Nord, che non è Federico Barbarossa ma è Federico II di Sveglia. Voi sapete quanta versatilità presentava il personaggio, era non solo un politico ma era anche un esoterista, era un esperto di falconeria, era un esperto di scienze esoteriche, conosceva a menadito l'architettura, era un uomo straordinario. E questo libro, Michele Graziano, Federico II, Il potere e il sapere universale nella Palermo imperiale, editrice Re Bryant, ci permette di capirlo meglio. Un altro libro è dato da Davide Rondoni, Sette canti contro lo scontento. Su questo libro, che è un libro di poesia, noi ci ritorneremo in maniera più specifica, diciamo così, cercando di illustrare anche delle specifiche poesie. Noi siamo ai vertici della poesia contemporanea perché sicuramente Davide Rondoni, romagnolo, è un poeta sopraffino che ha già raggiunto un livello notevolissimo anche internazionale di successo. Sarebbe bello che, se siete interessati alla poesia, sapete che anche il nostro Giulio Cainarca è molto attento all'evoluzione della poesia, ma appunto voi compratemi intanto questo libro e poi ne riparliamo. Davide Rondoni, Sette canti contro lo scontento, della Garzanti, delle edizioni Garzanti. Ha già fatto molto parlare di sé. E poi per finire, come Strenna, adesso non sto dicendo i costi dei libri, ma state tranquilli che non costano troppo, il collega e amico Maurizio Laigeb di Novara, che avevamo intervistato qualche anno fa. Maurizio Laigeb è stato uno dei più grandi esploratori del mondo, etnografo, antropologo, ed è una persona che ha superato gli 80 e che ha tanto da raccontare. Eccoci qui con Edizioni La Bussola, Mondi perduti, 50 anni di viaggi tra i popoli della Terra. È un po' tutta la sua vita, una sorta di autobiografia che però si impreziosisce di spunti e osservazioni che sono unici nel loro genere, proprio per la capacità dell'Aigeb, il cognome di antica stirpe austriaca, di riuscire a farci capire come in fondo l'universo sia bello proprio perché è vario delle sue dimensioni e sfaccettature. Del resto io stesso, ve l'avevo già detto una volta, sono laureato su un libro straordinario che è Razze e popoli della terra di Biasutti, del geografo friulano Biasutti. Bene, questi erano i libri Strenna, quindi vi ripeto in rapido: Davide Rondone, Sette canti contro lo scontento, Maurizio Laigeb, Mondi perduti, Simon Perron, Sguardi nell'abisso, e infine il libro appunto che vi dicevo all'inizio, Federico II, di Michele Graziano. Bene, io ho assistito a una trasmissione, voglio dire, martedì scorso, di un certo Floris, che penso che voi conosciate. È un giornalista facondo, ancora abbastanza giovane, con una serie di spunti da passare di conoscenza
Ma la trasmissione è il titolo di martedì. Andrea, ti sentiamo un po' male. Pronto? Pronto? Ecco, ora ti sentiamo bene. Ah, ecco. Allora, stavo dicendo, mi riferisco alla trasmissione scorsa, del martedì scorso, dal titolo, mi sembra che sia ancora quello di martedì, perché io l'accendo sempre quando è già iniziata. Comunque è la trasmissione condotta da Floris, il noto conduttore televisivo giornalista, che è in grado di presentarci, come è tipico un po' nel palinsesto della Sette, i più interessanti, usiamo questo aggettivo, pensatori della sinistra. Campeggiavano martedì scorso fra i suoi ospiti Giannini, collaboratore della Repubblica, e Rocco Casalino, il noto consigliore di Giuseppe Conte. Devo dire, la trasmissione ripetitiva al massimo, cioè la nenia, chiamiamola così, è durata un'ora, continuava a tirare al piccione, a tirare al bersaglio in maniera pesante, volgare, recidiva nel senso peggiore contro il governo. Allora, io l'ho detto 1000 volte, non mi interessa in questa trasmissione far politica, sia perché non sono un politico, sia perché il mio sguardo è uno sguardo sulla prepolitica, sul costume e sulla cultura. Però una trasmissione di quel genere lì io non l'avevo mai sentita, perché è il risultato pesante, quindi anche tecnicamente insopportabile, anche secondo me da parte di persone diciamo di spettatori appartenenti all'universo di gusti e opzioni di sinistra, perché si continuava a ripetere sempre lo stesso concetto. Il concetto qual era? Il governo ha fallito, è pieno di personaggi assolutamente incapaci, la Presidente del Consiglio ha sbagliato tutto, non si salva per niente, e anche le formazioni politiche che hanno collaborato con Fratelli d'Italia, naturalmente Sava Sandir, la Lega e ovviamente Forza Italia, hanno sbagliato fin dall'inizio il rapporto con la donna leader, e diciamo appunto più che aiutarla hanno peggiorato la situazione. E da qui una insopportabile lista di presunti fantomatici errori che appunto il Giannini e il Casalino, con accenti diversi, Giannini romano e l'altro pugliese, andavano snocciolando in maniera pedissequa e francamente, ripeto, insopportabile, anche soltanto a livello giornalistico e tecnico, perché lo stesso Floris si era incantato, sapete quando il disco si incanta, il disco è rotto, no? E quindi continuava a ripetere le stesse cose, non riusciva a portare nessun argomento nuovo. È stata un'ora, la peggiore ora televisiva degli ultimi 3 anni. Ecco, non so se avete avuto la sfortuna, la disgrazia di ascoltarla anche voi, però siamo proprio a livelli bassissimi, e sono sicuro che sia Bobo Arditti che Vittorio Messori si stiano già adesso rivoltando nella tomba, ripensando se l'hanno vista o l'hanno sentita quella trasmissione, o comunque se mi sentono dall'aldilà, e nel mio piccolo naturalmente, perché non sono una Vox paragonabile a loro o ad altri. Ma quello che importa è capire come il livello della televisione, e in particolare del canale che corrisponde al settimo, partendo da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, è disastroso. Cioè non c'è nessuna idea reale alternativa a questa visione del governo negativa che è stata denunciata, e quindi si va avanti con questo andazzo tipicamente italiano dello sparlare degli altri, del volere sparlare in maniera proditoria, faziosa e pettegola di chi viene considerato protagonista del campo avversario. Io non mi sono mai permesso nelle mie trasmissioni di sparlare così male e forte di personaggi della sinistra, anche se posso avere fatto intendere, senza far nomi, chi è che nel passato
dagli anni 80-90 per arrivare oggi, ha fatto il male, secondo me, dell'Italia. Però non è il caso, no, di sparare sulla Croce Rossa, e penso sempre di essermi comportato, anche se ho alzato la voce, ma ho alzato la voce in passato in nome del federalismo, lo farò fra 5 minuti ancora, in nome dell'identità, in nome dell'autonomia, in nome di un'Italia diversa da quella che c'è. E ho detto il peccato, ma non i peccatori. Qui si andava a prendere i singoli peccatori per sparargli come se fossero inchiodati a un muro e si dovessero essere fucilati. Vergogna, vergogna, vergogna. Il secondo argomento, che è anche più piccante, riguarda il naufragio della nazionale di calcio. Anche qui una premessa per chi non mi avesse mai sentito o per gli ascoltatori che mi conoscono, ma a cui va rinverdito dolcemente la mia visione del mondo sportivo. Ovviamente sono stato anch'io un tifoso da ragazzo, un tifoso di calcio, ma l'ho sempre detto, io preferisco il ciclismo, e se mi emoziona per qualcosa, come quando gli veniva il groppo in gola al grande De Zan quando faceva la telecronaca, è una scalata di Pantani anziché di Bitossi o Gimondi, tutti i personaggi che sono passati a miglior vita. No, Bitossi, grazie a Dio, è ancora vivo e lo salutiamo. Però in realtà, ovviamente, da ragazzo sono stato anch'io tifoso della nazionale. Poi dopo, quando ho preso coscienza, perché non ho niente da nascondere, quando ho preso coscienza della inutilità dell'esistenza di una nazionale dedicata a un'Italia centralistica e repressiva come lo è stata negli anni 80-90, non ho più tifato, cioè ho smesso di tifare dopo l'82. No, diventando cosciente di questa visione metapolitica, ho cominciato a esimermi dal tifo, senza gufare, perché non è nel mio spirito. Ecco, certo, io sono rimasto ai tempi in cui, scusate e perdonatemi, i protagonisti si chiamavano Facchetti, Domenghini, Riva, Rivera, Mazzola, Burnic, ecco, personaggi del nord che hanno fatto la vera storia, secondo me. Ma a parte questo, che è una quisquiglia rispetto al problema a cui adesso andiamo a parlare, noi ci troviamo di fronte alla terza volta consecutiva dell'impossibilità dell'Italia come squadra nazionale azzurra di entrare nella competizione reale, ecco, che si svolge di solito a giugno ogni 4 anni. È la terza volta, quindi in pratica è stato detto che quasi una generazione non ha più visto, di ragazzi non ha più visto giocare l'Italia ai mondiali. Va bene, allora, qui subito vi dico, non equivocatemi, e chiedo a chi comunque è grande appassionato di calcio di non storcere subito il naso. Il mio ragionamento è il seguente: io difendo l'identità nazionale, non quella che c'è stata fino ad adesso, ma quella che ci potrebbe essere, ma ci sarà, ne sono convinto, e in parte c'è già, ma deve essere compiuta in futuro. Italia si chiama Italia federale. Questa Italia federale dovrà essere, come dire, simboleggiata, incarnata, diciamo, e rappresentata anche certamente in ambito sportivo. Prima di tutto non esiste solo il calcio, tant'è vero che si va dicendo negli ultimi mesi che l'Italia sta vincendo dappertutto, nel tennis, nell'atletica, nella pallavolo, nel motociclismo, perfino nell'automobilismo, no? Con l'ultimo campioncino sbarbato che ci troviamo. Benissimo, cioè questo ovviamente non può che farmi piacere, per carità. Non considero lo sport il bene assoluto nel mondo, ma è proprio da questo punto che io voglio arrivare al calcio e dico: non sarà mica che noi abbiamo bisogno davvero, e parlo a tutti gli italiani nelle loro diversità da nord a sud, abbiamo bisogno di non pensare per un po' di tempo al calcio? Non sarà
necessario. Lo dico proprio non perché non conosco e non apprezzo il calcio, ma perché l'ho anche apprezzato e ho conosciuto direttamente dei campioni nella mia gioventù. Ma voglio dire, non sarà che noi abbiamo bisogno davvero di un po' di digiuno, come se fosse una grande Quaresima, che tra l'altro sta per finire e di cui abbiamo già parlato in cultura popolare. Questa grande Quaresima è rappresentata dal fatto che esistono altri problemi. E finalmente noi possiamo renderci conto, dalle Alpi alla Sicilia, possiamo renderci conto che questi problemi sono gravi, riguardano l'aspetto economico, l'aspetto politico in senso lato, l'aspetto finanziario, l'aspetto strutturale, l'aspetto sanitario, l'aspetto della scuola e della cultura, soprattutto, che conosco molto bene, problema che conosco. Ecco, non sarà che noi il destino, lasciamo perdere Dio naturalmente, il destino che è anche un destino collettivo, un destino nazionale, un destino diciamo così di fonia in comune, di lingua in comune, non è che questo destino ci proponga l'idea di ritornare a pensare ai problemi veri? Di non continuare a coprirli con questo tifo alla fine a se stesso, dove ci si ritrova appartenente all'unica grande comunità solo se vince o furoreggia in bene la squadra azzurra? No, è una domanda seria e non è la domanda di chi prova un disgusto preventivo e preconcettuale nei confronti del calcio. Sappiamo benissimo che il calcio è comunque una pagina importante della vita umana in tutto il mondo, non è che possiamo farne a meno, per carità, però possiamo pensarci meno per dedicarci a qualcosa d'altro, per esempio, lo stavo preannunciando, per esempio alla costruzione finalmente di un'Italia federale, di un'Italia vera, di un'Italia inter pares, di un'Italia dove etnoregionalismo, federalismo, culture diverse riconoscono le proprie identità e le rinnovano in un patto, in un nuovo patto per l'eternità, in modo tale che appunto questa compagine identitaria, no? Diciamo caratterizzata dall'italofonia, sia in grado di fronteggiare tutti i problemi che per esempio in questo momento già ci appaiono soverchianti, i rapporti con gli altri stati del mondo, con l'America da una parte, con i paesi islamici dall'altra. E francamente è vero che non basta, ma non sto imitando Floris, è vero che non bastano i viaggi da messaggero celeste, è stato raffigurato perfino in una chiesa del Presidente del Consiglio, viaggi continui in giro per il mondo del Presidente del Consiglio. È vero che non bastano, ma non bastano perché noi abbiamo pensato troppo a qualcosa che evidentemente non è meno importante in assoluto, ma non incide così direttamente nelle nostre vite individuali di questa grande collettività chiamata Italia, che evidentemente sono in pericolo dal punto di vista morale, culturale, formativo, scolastico, strutturale. È questo il punto. Quindi viva il Dio che ci si dà la possibilità di riuscire a non pensare per un po' di tempo al calcio, a non rimanere aggrappati a quei peli schifosi di 11 calciatori che arricchiscono le gambe degli 11 calciatori. Va bene? E quindi recuperare, ecco, magari proprio in questa Pasqua, il senso ultimo di una scommessa, ripeto, con l'eternità, che parte dall'identità, dalla memoria, dalla storia, dal ricordo. I nostri ragazzi a scuola non sanno un Cristo, scusate, non sto bestemmiando, non sanno niente della nostra vera storia, né del nord, né del centro, né del sud, ma è possibile conoscere la formazione che ha perso con la Bosnia a 1-1 e sputargli addosso? È possibile, ma chi se ne frega? Basta, chiudo qui, mi fermo qui, perché non vorrei fare la fine di Bobo. Mamma mia, io vi ringrazio tanto tutti dell'ascolto, ringrazio moltissimo il regista Francesco e vi auguro davvero in serenità assoluta e in oblio
di brutte faccende. Santa Pasqua, vera e bella, in virtù di chi davvero non è risorto per nulla, ma per qualcosa. Grazie a tutti. Venezia risorga, risorga Venezia, assieme al Salvatore. A risentirci.